ci vuole più il mio canto libero, sei tu. Ho cominciato a cantare quando ero piccola, più o meno all'età di 4-5 anni. Cantavo perché mi divertiva, perché mi sfogavo e passavo interi pomeriggi a cantare canzoni, che poi erano sempre le stesse, però io mi divertivo così. Poi con gli anni è diventata sempre più importante questa passione e ho iniziato a prenderla seriamente. A causa di una malattia mi sono dovuta fermare più o meno 3 anni e poi ho ricominciato perché sentivo la necessità di ricominciare, di cantare ancora e da lì non mi sono più fermata. A tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Ricordo che quando avevo più o meno 15 anni ho registrato il mio primo videoclip che era Because the Night e quello purtroppo è stato anche l'ultimo di quel periodo perché si è intromesso questo mostro, mi piace chiamarlo così. Era una malattia, un'algodistrofia che poi è diventata anche una fibromialgia che mi costringeva a stare in carrozzina. Sono stata diversi mesi in carrozzina e per anni in stampelle e questo mostro voleva portarmi via da quello che era la musica. Quindi tutto ciò mi ha dato ancora più forza per continuare a lottare, per non mollare e ricominciare a cantare. Nel 2013 ho capito che la musica era fondamentale nella mia vita e quindi ho iniziato a studiare canto, a studiare tecnica vocale e mi sono avvicinata anche al mondo della scrittura musicale, infatti poi sono nati i primi inediti. Quando scrivo le canzoni mi piace parlare delle esperienze che ho vissuto, dei problemi che ho affrontato, superato, perché voglio far capire alla gente cosa prova una persona e che soprattutto si può superare tutto. Qualche novità? Beh, da un po' di mesi io e il mio team di produzione stiamo lavorando ad un progetto discografico. Spero quindi di potervi presentare qui su Garage TV il mio prossimo singolo.